La legge di stabilità per l'anno 2022 prevede delle novità per il pagamento dell'IMU riferita alle coppie che hanno una stabile residenza in 2 immobili diversi. Infatti è previsto dal 1 gennaio di quest'anno che solo una delle 2 abitazioni possa essere immobile principale e quindi essere esentata dal pagamento dell'imposta municipale propria. Vuol dire che tutte quelle situazioni, diciamo così, di comodo, in cui 2 coniugi avevano deciso di stabilire il proprio domicilio, la propria residenza principale in immobili diversi per poter avere l'esenzione IMU in 2 immobili invece che in uno soltanto, sono destinate a cadere. Nel secondo immobile l'IMU dovrà essere pagata. Ovvio che la scelta di avere la residenza in un immobile piuttosto che in un'altra sarà quella di valutare in quale immobile c'è un IMU maggiore e lì stabilire la propria residenza per non pagare l'IMU.